Michele De Beni, sono responsabile amministrativo dell'Opera Salesiana di Bardolino al Barè. Allora, Tenute Giuliari Don Bosco, che cos'è e quando nasce? Nasce un paio di anni fa, è la nostra azienda agricola, è inserito all'interno dell'ispettoria salesiana. Nasce per tre motivi principali. Uno, per dare un posto dove lavorare ai ragazzi per poter fare la pratica della scuola. Secondo motivo, per valorizzare i terreni che ci sono stati donati. E l'ultimo motivo, e quello più storico, è sicuramente quello di dare adempimento alle volontà della contessa che ci ha donato questa splendida tenuta e desiderava che lì ci si facesse una scuola agricola. I ragazzi cosa fanno? I ragazzi vanno a fare qualche ora di pratica. Chiaramente i ragazzi non sono la parte di produzione, però è importante per loro poter accedere a un terreno, a un campo, a un fondo per poter sperimentarsi e mettersi alla prova sulla parte agricola. I ragazzi fanno pratica direttamente nella vigna, nel campo, è una cosa che in Italia succede oppure no? Nelle scuole professionali metà del loro tempo è in classe, aula teorica, e metà del loro tempo è sul campo per i ragazzi del vitivinicolo o in generale nel laboratorio. Quindi metà del tempo lo vivono qua nei campi, nella vigna, nell'oliveto o in quello che c'è da fare. Escono preparatissimi. Speriamo.